Vi leggo i 10 comandamenti. Il primo comandamento: non avrai un Dio fuori di me. Allora vuol dire che c'è solo un Dio, non esiste Madonna e non esiste nemmeno Padre Pio, questi forse l'ha mandato Dio. Come Padre Pio, eccetera, come la Madonna. Io penso così. Poi il secondo comandamento: non innominare il nome di Dio in vano. Questa è una cosa anche importante, non bisogna mai nominare il nome di Dio, però chiedo scusa, qualche volta io l'ho nominata. Comunque ho fatto un peccato, questo è anche un peccato, però non lo so, è caduto nella mia vita, non posso fare niente. Il terzo comandamento: ricorda di santificare le feste. Cosa vuol dire ricorda di santificare le feste? Forse la persona lavora tutta la settimana e poi c'ha bisogno anche un po' di riposo, penso che è così. Poi raccontavano ancora un'altra cosa: c'era una donna che non lavorava mai e poi incontra Dio e gli disse, e dice: perché non lavori, Signore? Oggi è festa, domani è festa, dopodomani è festa. Lui disse che va a lavorare alla festa, comprate la veste. Non lo so chi devo credere. Il quarto comandamento: onorare il padre e la madre. Questa è una cosa veramente fondamentale, perché i genitori ci mettono al mondo e bisogna anche rispettarle, sempre col volere di Dio, al volere anche loro, e dobbiamo anche rispettare. Sono cose, diciamo, cose veramente fondamentali nella nostra vita. Noi dobbiamo credere a qualcosa. I genitori ci hanno messo al mondo e dobbiamo rispettarle, solo per quello che ci hanno messo al mondo dobbiamo rispettarle. Il quinto comandamento: non uccidere. E non lo so se vale anche questo. Io qualche zanzara l'ho ammazzata, e se vale anche questo ho fatto omicidio. Non lo so. Perché uno deve uccidere? Per qual motivo deve uccidere? Se Dio ci ha messo al mondo e Dio ci toglie la vita, non è che ce la devo togliere un altro. Il sesto comandamento: non commettere atti impuri. Diciamo, queste sono violenze all'improvviso, può cadere. Bisogna sempre mantenere i nervi, bisogna sempre stare attento a queste cose, bisogna mantenere sempre la distanza dei nostri nervi. Se noi prendiamo il controllo, dopo stiamo meglio, se noi ci controlliamo un po' nella nostra vita. Il settimo comandamento: non
rubare. E perché dobbiamo rubare? Io qualche cosa l'ho rubata. A volte mi trovo dentro una campagna, mi trovo dentro una campagna, vedo un albero con bei frutti, bei fichi. Io sicuramente cercherò di mangiarlo a qualcuno. E questo ho rubato anche io qualche piccola cosa. Mi chiedo scusa io stesso, chiedo scusa anche a quelli che ho commesso, che l'ho rubato. Vi leggo l'8° comandamento. Non dire falsa testimonianza. Mi dovete dire chi è che non ha detto falsa e non dice falsa. E a volte quando viene il marito la sera, dice la moglie, dice marito mio, come stai? Oggi è stata una brutta giornata, non sono stato tanto bene. Amore, io volevo fare l'amore questa sera. Mi dispiace, mi sento stanco. Mi sento stanca, ho un dolore di testa. E pochi minuti fa se ne è andato l'amante, se ne è andato a casa e lei non aveva voglia di fare l'amore. Questo vale anche per gli uomini, non ho detto solo le donne. Magari il marito torna la sera a casa, dice amore, oggi è stata una brutta giornata, ho passato una giornataccia oggi. Poi ci ho venuto in ritardo stasera, ho avuto tante cose da risolvere nel lavoro e quello se ne è andato con la segretaria. Questo è un mondo veramente, se noi veramente ascoltassimo i comandamenti, non so se l'ha scritto, allora forse è una cosa più bella. La bugia, diciamo è una cosa danneggia, è una cosa brutta. Comunque quasi con il 90% della popolazione è sempre bugiardo, dice sempre bugie. La verità quasi che non la dice quasi nessuno, dobbiamo dire la verità. Purtroppo questo è il nostro mondo. E questo è un comandamento fondamentale, il 9° comandamento. Nuovo comandamento, questa è una cosa veramente, non desiderare la donna degli altri. Ma che è quell'uomo? Vede una bella donna, vede che è felicemente con il marito, con la famiglia e si mette in mezzo, dice io sono più bello. È una cosa, questa qua, tutti desiderano un'altra cosa, quella di un'altra è sempre più meglio. E se noi ci guardassimo le nostre cose, ci fermassimo sulle nostre cose, noi stessimo tutti meglio, tutti bene stesso. Però purtroppo questo non esiste. Devo dire la verità, la cosa che a me mi dà più fastidio quando uno dice mi sono innamorato. Ma cos'è mi sono innamorato? Dobbiamo rispettare noi stessi. Mi sono innamorato. Questa è una parola che tutti lo dicono e tutti credono, io mi sono innamorato. Delle volte dobbiamo innamorare le cose che non appartengono. Anche io per esempio ho un desiderio, mi innamoro della banca, vai a prendere tanti soldi là, ma questo sono soldi miei, che devo fare una rapina lì?
E questa è una cosa, è la stessa cosa come mi sono innamorato. Noi dobbiamo avere rispetto tra noi stessi. Innamorato, queste sono cose brutte. Almeno una persona si può innamorare 2 o 3 volte durante tutta la vita. No, ogni piccola cosa mi sono innamorato, un'altra cosa mi sono innamorato. Ma che mondo viviamo? Ma che stiamo dando i numeri? Allora, amici ascoltatori, l'ultimo comandamento, il 10° comandamento. Non desiderare la roba degli altri. Non succede tante volte, dice lui, ciao, quello c'ha una grande macchina, c'ha una Ferrari, non la devo fare anch'io. No, noi dobbiamo accettare quelle cose che noi possiamo avere. Che ci frega noi degli altri? Non ha detto che quelli che hanno una Ferrari e hanno tanti soldi e stanno meglio di noi. Guarda, l'amore non si vede dai soldi, l'amore viene da qui, dal cuore. Se ci abbiamo cuore, ci abbiamo amore. E se no, amici cari, non abbiamo niente. Purtroppo il mondo è fatto così. Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi. Dobbiamo essere felici di quello che il Signore ci ha offerto e ci offre ancora. Quello che vale è la vita, la famiglia. Quella è la famiglia. Purtroppo la famiglia adesso si sta piano piano distruggendo le famiglie. E questa è una cosa che non mi piace tanto in questo mondo. Io vedo tante cose sbagliate. Non ha detto che voi dovete credere a me quello che dico, quello che ho detto. Dovete pensare voi stessi quello che voi credete che è meglio. Questo è il mio parere. Il mio parere che io dico, secondo il mio parere, io penso che è giusto così. Però siete voi siete voi a decidere le cose se sono veramente buone, se sono veramente sbagliate. Vi ringrazio ancora una volta a tutti, tante belle cose, auguro a tutto il mondo un bene, di volersi bene tutti. E non esiste il povero, non esiste il ricco, dobbiamo essere tutti, siamo figli di un solo Dio, una sola madre o un solo padre. Grazie e tante belle cose per tutto il mondo, ringrazio.